Ecco, sei già seduta. Sì, ottimo. Facciamo un mezzo passo avanti che devo controllare se siamo centrati, ancora mezzo. Ok, fermo lì. Ok, passo indietro, mezzo. Aspettiamo un po' di aria che purtroppo è calata. Ok. 1, 2, 3, tira. Fermo, fermo, fermo. Niente paura. Avevo un piede dentro il cordino. Sto a posto. Passo indietro ancora. Sto a posto, se verde. 1, 2, 3, tira. Ok. Corri, 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 corri. Basta così. Poi già si chiamati nell'imbraccio. Dammi un occhio alla GoPro se è accesa per piacere. Sì, ok, va bene. Guarda se l'ha presa. Sì, aspetta, verso di me un attimo, scusa di nuovo. Sì, dai che l'ha presa. Di nuovo, mi sembra di aver visto un lampeggia. Riguardami, anche il display lampeggia. Sì. Ok. Ok. Provo anch'io. Saliamo, ora. Salita e... È un altro valore strano e in discesa facile. In termica come la faccio, che non è una brutta cosa. E in compagnia anche, che è bella. L'auto tu non guardare magari nel mirino della macchina fotografica, lo consiglio vivamente. No, mai proprio? È la cosa più brutta che posso fare per lo stomaco. Già nel display fai fatica
qua che qua si scende, quindi che lo sto mettendo un po' qui. La prima, guardate un po' dov'è. Andiamo in cerca di un posto dove si sale. Sì, l'importante è che se ti viene mal di mare, me lo dici subito, è mal d'auto comunque, non è mal di mare. Me lo dici immediatamente appena ti viene, perché bisogna porci rimedio velocemente. Perché è veloce, a differenza del mal d'auto che può durare ore, qua nel giro di 10 minuti, un quarto d'ora, andiamo in cerca della prima termica che abbiamo girato, che era quasi e la senti un po' sotto il sedere, no? È un po' più fuori secondo me. Sinistra. La termica, non è detto che si sente. No, ma mi è sceso per la foto e è sceso lui. Quando passi il secondo colline, diciamo, anche le termiche È un cilindro più o meno la termica, quindi finché ci stai dentro è o un cilindro costante o una bolla. Adesso è a bolle perché non c'è più il cilindro di prima qua, no? Passiamo di là da questa cresta e davanti anche la cresta della croce, dove perderemo un bel po' di quota per passare di là. Sì, di solito qua perdi abbastanza, però di là sulla cresta vedi che però dobbiamo arrivare. No, la punta che l'aiuta a staccare, punta Canaloni. La quota per avere un margine di sicurezza per arrivare all'atterraggio. Ma sa, non è detto, la termica potresti perderla. Adesso andiamo a sinistra, vedere se c'è questa qua che sembra regalarci qualcosa. Guardate le porte anche gli altri intorno. Dai, su. Dove sei? Decisa. Fa neanche lei, sei. Andiamo in fondo. Sì, li vedo lì. Credo che sia loro almeno le cose. Anche il decollo, non è che diciamo tira e corre, in realtà è tira, la vela arriva sulla testa, ci siamo fermati, aspetta un attimo, perché ok adesso perché volendo con l'arietta che c'è oggi è tutto il tempo tenersi la vela sulla testa. Andiamo a sinistra col peso un po', aiutami. Proviamo a trovarla. Oh, poi tratto questo sotto la strada del costo. Lo sapevano di partire subito per venirsi a prendere? Ah no, veniamo su con la macchina di Matteo, no, ho sbagliato.
giretto fra un po' a sinistra. Sinistra aiutano un po' col peso, appena appena mi passa poco. Quando trovi fai su in rail. Sì, cerchi di girarci dentro, no? Modulando la virata in modo da... Adesso abbiamo sentito che suona di più di là, quindi allargheremo un pochino la virata dalla parte dove suona più forte per stringerla su quella dove suona più debole, in modo da centrare un po' di più la testa. Allarghiamo un po' di qua, ok, ancora a sinistra. Tutta la sensazione, tutta una sensibilità che... Sì, la chiudi scivolando, insomma. Sai che lo strumento aiuta tantissimo, non è che i riferimenti l'hai messo al... No, ma senti che suona di più o di meno. Però non vedi dov'è il bolle dietro la bolla? No, ma te lo puoi immaginare, no? Provi poi comunque, vai molto più per prova in realtà che per efficienza. Stomaco è a posto ancora, sì. Se guardi lontano in genere non hai problemi. Un altro giretto, tanto la riproviamo qua. Qua. Siamo sulla sinistra, veniamo su... Esatto, no, sulla sinistra. Se fuori parole sì, un volo così. Poi una volta erano molto più fisici, adesso sono un po' più teneri. Proprio l'evoluzione della tecnologia ok, andiamo a fare in alto e andando avanti. Senti che abbiamo fatto fatica a cansarlo la tecnica, senti adesso quanto grande perché più sali è come una bolla d'aria in acqua, no? Più sale più si ingrandisce. Adesso dobbiamo andare in cerca di un posto dove non ci sia termica. Se no andiamo più giù, dopo il volo non riusciamo più a fare quell'altro. Adesso proviamo, si fa un po' di la rotonda dove c'è il cimitero. Sì, ti indica che stai scendendo a una certa velocità, ovviamente. Quando sei alto, quando sei vicino alla montagna non ti rendi conto. No. Quando c'è prova a dire quanto alto siamo da terra. No, adesso vado davanti sul giro. Sto guardando. Stai guardando la montagna? Sì, vedo la montagna. Allora, sul mare siamo a 1000, quindi siamo 700 da terra. Non me ne rendevo conto neanche io perché io raramente guardo lo strumento, lo guardo no. Lo ascolto per dire le tecniche, basta, poi per il resto non mi interessa. Beh, ci aspetteranno tanto piegano la vela. Ma anche noi penso, sai, se siamo in una zona dove non si sale molto, non ce lo dice, non si sente.
bello di venire giù in volo è che non più bella colonna. Di solito l'ultimo volo della sera, dopo quando sto prendere la macchina non è che arriva. Sì, sempre. Tu e tua moglie? Guidate tutti e due? Se io ti lasciassi la mia macchina a Porta Giusta avrei un problema? Ti offro una birra in cambio. Fallo, avanti una birra, anche due. Perché piuttosto di tornare a prendere la macchina, ti lascio la macchina. Birra la bevo 2 volte all'anno, 3 volte all'anno e l'ho bevuta l'altra sera. Ok, allora Ti è andata bene. vabbè, un'altra volta. Pensa che ti lascio la macchina e l'amorosa. Lì si entra in campo. Che non può neanche scappare perché ha un piede rotto, per cui non scappa, non corre. A parte gli scherzi, lei avendo il piede ancora da aggiustare non può guidare, quindi è venuta su con me, però dopo o mi aspetta finché vado a riprendere la macchina o trovo qualcuno che gentilmente porta giù la macchina e mi gioca lei. Dopo però di dopo non più. Dopo Quante macchine avete? Una o due? vero? Ah, è vero? No, allora no, dai, niente. Dopo tornerò su io, non ti preoccupare. E dopo gli altri 2? Sì, certo, non avevo comprato la macchina di Mattei, no, non importa, dai. Perché in realtà purtroppo la macchina di Matteo le moglie possono la macchina. Esatto, e siete già a posto. No, allora dopo tornerò su con Matteo. Sì, no, anch'io lo sapevo di roba, ma no. Ascolta, per l'atterraggio, quando ti dirò che in piedi, la macchina fotografica la puoi tenere praticamente in mano, non niente. Tu passi con le braccia davanti agli stoppi come ti avevo fatto fare. Davanti, non dietro? Sì, no, davanti agli stoppi, sposti bene e fai scivolare fuori il culo e ti metti in piedi, dritto in piedi in verticale. Esatto. Solo che avendo le braccia davanti agli stoppi ti darà molto più facile stare in piedi, perché sei più sbilanciato in avanti. Arriveremo giù con parecchia velocità orizzontale e nel momento in cui iniziamo per scattare io freno per questo lavoro qua, come vedi fare i paracadutisti, per cui tutte le velocità si azzereranno e non so, cerchiamo di arrivare fermini. Vedo che vento da est, da come atterrano gli altri, non mi sembra che ci sia molto vento, piuttosto debole da come atterrano. Infatti riesco a portare la... Se c'è qualcosa che non va, che arriviamo troppo veloce, anche all'ultimo potrei dirti sui piedi. Tu alzi i piedi e facciamo una scivolata per terra. Col culo, che tanto sotto il culo hai l'imbrago. Sì, ne scivolata per terra col culo. Hai problemi di ginocchia, menischi, caviglie? No. Mai fatto male? Mai? Perché se hai già qualche tipo di problema, atterriamo di culo del culo, Non è... Cambia la temperatura. Alzo un po' in piedi io per guardare avanti, tu comincia a passare le braccia avanti dagli stoppi, scivoli fuori il culo, dai cura. Sì, fuori dei piedi. Fuori di adesso? Sì. Prima di un minuto a atterrare. Sei scomodo? Se sei scomodo vuol dire che sei giusto. Se sei comodo, le palle. Ci sta sorreggendo che non lo fa, di solito si mette giù, quindi facciamo un altro giro prima di atterrare. Tocca tenerti un po' appeso. Sì, fotografi pure se vuoi, tanto da questo punto qua in poi non ti viene più il mal di stomaco. Ma più attivo. Piedi, d'accordo, tocchiamo,
via davanti alla vela, ci giriamo verso la vela, a destra, ok, bravissimo. Ok, grazie. Bravo anche te. Girati Gancio io? verso di me, ti sgancio i moschettoni, ti lascio l'imbrago. Sei libero, Ok, se vuoi toglierti anche il casco. sì, quello è... È una sofferenza. Sì. Bello, No, ho bello. spento. Vabbè. Lo strumento. Sì, la GoPro era